Uno IOVA, 3 sedi con il Busonera a fare da coordinamento, la chirurgia praticamente tutta a Castelfranco Veneto, la radioterapia a Schiavonia, la chirurgia del seno concentrata a Padova. Sono queste le principali novità delle schede ospedaliere per l'Istituto Oncologico Veneto, prevista anche la realizzazione di 2 nuovi bunker per la radioterapia anche a Castelfranco Veneto. C'è un importantissimo aumento dei posti letto e anche delle strutture complesse, delle apicalità. Passiamo da 120 posti letto al Busonera e 13 strutture complesse a 310 posti letto, quindi un aumento di 190, e a 27 strutture complesse. Il cambiamento è quindi un potenziamento abbastanza generalizzato, quindi sia nell'area medica, sia per quanto riguarda le attività chirurgiche e dei servizi che sono diagnostici e di supporto. Quindi è una buona notizia. La notizia sì, è buonissima, direi. Per quanto riguarda la sede di Padova c'è come diciamo, novità il completamento del percorso senologico, quindi dalla prevenzione alla cura e anche alla riabilitazione, nel senso che abbiamo, oltre ai servizi di anatomia patologica, di radiologia senologica che diventa struttura complessa, la chirurgia senologica, abbiamo la ricostruttiva, una struttura complessa di ricostruttiva e anche le attività di riabilitazione, oltre ovviamente all'oncologia che già è presente, quindi un percorso completo, e questa è una scelta importante dal punto di vista regionale. Per quanto riguarda la sede di Schiavonia, rimane confermato l'attività di radioterapia, che è già iniziata ancora nel corso del 2018. Nella sede di Castelfranco Veneto, che è quella che è più coinvolta, diciamo, in queste attività di programmazione, abbiamo una concentrazione importantissima di attività di chirurgia oncologica specialistica. Ci sono 7 strutture complesse ultra specialistiche di chirurgia, questo è l'aspetto più significativo. Tutte queste attività andranno svolte con la consueta metodologia già in atto dei gruppi multidisciplinari interaziendali, e quindi viene confermato il ruolo dell'Istituto Oncologico come hub non solo regionale ma nazionale, sede anche del coordinamento della rete oncologica veneta. È uno sviluppo che tiene conto di quelli che sono gli sviluppi scientifici e del progresso tecnologico da una parte, e anche dei bisogni che cambiano della popolazione, non solo del Veneto, perché sono previsti 25 posti letto per pazienti da extraregione, quindi anche una capacità attrattiva che va oltre il Veneto.